Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono di nuovo qua dopo un mese e questa volta parleremo di turismo attivo. È un piacere, ringrazio Lucio e l'organizzazione dell'aeroporto per avermi invitato e torniamo a parlare di quello che sono le evoluzioni del mercato e soprattutto i trend. Qui state parlando di turismo attivo ed è sicuramente una fascia di mercato in grande evoluzione. L'ho riscontrato anche qualche giorno fa, quando durante l'edizione 2018 della nostra fiera TTG Travel Experience, tutti i dati che sono stati comunicati al mercato mettevano in evidenza i segmenti che tirano di più, no? C'è una ripresa globale nel corso degli ultimi 2 anni su quello che è il mercato turistico in Italia. Sicuramente in parte qualcuno di voi l'ha visto e comunque ha potuto lavorare con questa ripresa, che dovrà essere combattuta secondo me nelle prossime stagioni, perché c'è anche un ritorno forte di quelli che sono i competitor del mercato italiano, che sono anche sostanzialmente i vostri competitor, cioè il Nord Africa si sta riprendendo. Attenzione, perché questo è un dato estremamente importante, perché su quelle aree non dimentichiamo che ormai parliamo di qualche stagione fa, ma partivano 1 milione di italiani, 1 milione di Pax all'anno, quindi voleva dire un volume estremamente importante. Si diceva appunto della ripresa, come dicevo le scorse settimane a Rimini, il Politecnico di Milano ha presentato la loro ricerca annuale sull'osservatorio per l'innovazione digitale e dava una ripresa del 2% rispetto all'anno precedente. Questo dice che loro hanno certificato che c'è un valore complessivo di movimento in entrata e in uscita superiore ai 58 miliardi di euro, quindi era in crescita rispetto al 2017 e al 2016, dove eravamo intorno ai 53 miliardi. Poi ci sono delle aree che comunque stanno, come vedremo dopo, al mercato del turismo attivo, sicuramente è una delle aree con maggiore forza. C'è un forte andamento di quello che è la componente digitale, cioè, e poi questi sono passaggi che a voi possono anche comunque interessare, i canali di vendita diretti oggi rappresentano il 70,8% del transato, ma c'è un forte aumento anche di quello che è tutto il canale indiretto, no? Quindi le varie OTA, e c'è una crescita di quello che è il mondo che viene definito tradizionale. Il mondo tradizionale sono le agenzie di viaggi per tutti, che sino a qualche anno fa, un paio di anni fa, venivano date in forte crisi, anche perché il mercato si è ridotto da 12.000 punti vendita in Italia più o meno certificati, perché qua è sempre un problema certificarli, e si è arrivati intorno agli 8.000 punti vendita oggi. Nonostante questo c'è stata una ripresa, appunto si diceva, delle agenzie di viaggi e quello che è nella questione delle vendite, ovviamente. Il maggior movimento di ricavi va ovviamente sempre su quello che è la voce trasporti. Poi a seguire ci sono in crescita del 20% rispetto all'anno passato i pacchetti, e quello che è poi le strutture ricettive. Che cosa emerge? Emerge però tutte aree nuove di business, quindi un'area nuova di business è il mercato attivo, cioè il turismo attivo, che comprende un sacco di cose, l'avete visto già voi ieri e lo vedrete anche nel corso della giornata, l'evoluzione di questo mercato e la difficoltà, se vogliamo, degli imprenditori che sono sul mercato attivo. Io ieri ho incontrato alcuni imprenditori e sono stato colpito da un paio di cose. La prima cosa è l'entusiasmo che hanno nel proporre tutta questa serie di attività nuove legate appunto al turismo attivo. C'è grandissimo entusiasmo, però si scontrano con 2 cose. Uno, la burocrazia.
perché la burocrazia è fortissima, e dall'altra parte si è frenati da quello che è questa parola che tutti forse un po' abusano, che è la questione della rete, no? Si è frenati da questa cosa, perché nessuno vuole fare sul territorio, riesce a far tanto bene rete, quindi c'è una forte difficoltà. Però mi colpiva ieri sera l'entusiasmo e come si sta cercando sul segmento attivo di andare a prendere tutta una serie di nicchie di mercato che sono estremamente importanti, e nicchie di mercato che si è visto anche da quello che ha fatto il Politecnico di Milano nella ricerca, sono nicchie di mercato che vi assicuro in alcuni segmenti sono alto spendenti, e quindi non stiamo parlando di prodotti detta così, cioè prodotti low cost, ma sono prodotti estremamente come dire, redditizi. Tant'è che del mercato attivo se ne stanno accorgendo anche i big player. Sia il P-Tour che Costa Crociere stanno cercando di andare a intercettare tutte queste nuove, come dire, esigenze di mercato, perché proprio i manager di Costa Crociere nell'intervento con il Politecnico hanno detto: noi dobbiamo andare a intercettare queste fasce e dobbiamo generare la domanda. Quindi anche se uno si immagina la crociera come un tempo, non sarà più così, perché si sono resi conto che l'unico modo per continuare a crescere, perché se voi vedete ogni giorno leggete di queste compagnie di navigazione che lanciano commesse per nuove navi sempre più grandi, alla fine bisogna riempirle, e questi se non partono con il 95-98% di fattori di occupazione fanno fatica, e quindi ecco perché c'è la ricerca sostanzialmente. Bisogna andare a cercare un nuovo business, bisogna andare a cercare dei nuovi viaggiatori che ci sono e che, questo lo dico, mi sento di dirlo come più da cronista, avendo seguito per tanti anni e seguendo tanti anni il mercato, si sono un po' persi nel corso degli anni, perché l'avvento del mondo, se vogliamo, digitale ha creato tantissima attesa, tantissimo movimento, tantissimo mercato, però in qualche modo a volte si è ulteriormente polverizzato. Adesso bisogna andare a rimetterlo insieme, non è semplice, bisogna quindi andare a ampliare quello che è le opportunità di business e fidelizzare dei consumatori sul mercato attivo che sono consumatori estremamente attenti, che sono consumatori che comunque per fare quel tipo di segmento di mercato, mi diceva ieri sera un operatore, comunque si permettono di spendere, hanno anche il piacere di poterlo fare, quindi con una voglia diversa di essere attivi. Questo vuol dire che, secondo appunto la ricerca che citavo prima, si vogliono fare esperienze di viaggio e non più il viaggio, ma esperienze di viaggio, e devono andare a rispecchiare quelle che sono le richieste di consumatori, sono richieste sempre un po' più complesse, quindi bisogna andare veramente a specializzarsi nelle singole nicchie. Ecco perché nascono tour operator specializzati in un certo tipo di attività, ecco perché c'è stato un pullulare di start-up. Sulle start-up si potrebbe aprire un'ampia parentesi, ma sapete bene che molte non ce la fanno, perché comunque quelli che ce la fanno vengono poi, come dire, inglobati dai grandi gruppi, come è successo a un operatore che molti di voi conoscono, che è Musement, che recentemente è stato acquisito dal colosso tedesco TUI, perché in Musement hanno visto tutte, come dire, sono andati a analizzare le varie start-up italiane e hanno individuato in Musement un caso veramente estremamente interessante. L'investimento è stato molto importante, ma Musement fa tutta una serie di prodotti innovativi e va a cercare quello che si diceva prima, il mercato attivo. Noi come IEG, e quindi come casa editrice che edita le testate che dirigo io, abbiamo iniziato da un paio d'anni a fare un Industry Vision. L'Industry Vision l'abbiamo fatto con una serie di
personaggi del mondo del turismo che ci hanno prospettato il quadro di quello che sarà il mercato dei prossimi anni, no? E l'indagine mette veramente in evidenza il fatto che il mercato attivo sarà sempre di più un segmento forte, in forte crescita. Lo studio ha rilevato 5 macro trend. Uno dei trend è il change, cioè si sa che secondo questa ricerca di mercato che è stata condotta su tutto il territorio nazionale, il turista non chiederà più una serie di viaggi che non sono più classificabili come era un tempo. È cambiato tutto oggi, non è più come un tempo, è proprio diviso ad aree specifiche, ma vorrà delle esperienze costruite ad hoc. Questo vuol dire che comunque ci vogliono operatori snelli, estremamente flessibili e capaci di andare a individuare dei segmenti di mercato che fino a qualche tempo fa venivano sostanzialmente, come dire, poco tracciati, no? La seconda di queste tendenze che è stata individuata è il playing the game, cioè il turista chiederà sempre di più dei viaggi all'insegna della sorpresa, dove vuole una dimensione ludica, cioè, e nella ricerca emerge che la parte trasporti inciderà sempre di meno nella disponibilità di spesa, perché la parte trasporti è vado da un punto all'altro, ma sono disposto a investire anche molto su quello che mi offrirai tu operatore, per farmi divertire. Ecco perché c'è un investimento molto forte sul mercato che noi stiamo registrando, per esempio, dei parchi a tema. Perché i parchi a tema stanno investendo molto, e non è un caso che investono anche in strutture alberghiere che vanno a costruire o acquisire nei dintorni dei vari parchi, perché questo gli permette di avere una disponibilità estremamente più ampia rispetto al passato. Saranno luoghi molto privilegiati dove si possono vivere esperienze. Noi stiamo andando a vedere anche queste situazioni e ci rendiamo conto sempre di più come è cambiato il mercato, che non è un mercato fatto solo i parchi a tema per uno si aspetta solo per le famiglie con i bambini. Non è più così, sta cambiando tutto, totalmente tutto. Ci sarà anche una tendenza che va sempre di più verso quello che è che il turista, quando si dice che vuole qualcosa di attivo, vuole anche dei luoghi, come dire, isolati, senza poter fare attività sportive in totale tranquillità e non avere la grande massa. E poi magari sembrerà strano doverne già parlare oggi, c'è sempre di più una richiesta e un interesse su quelle che sono, quindi su un'alta propensione di spesa, che è quello che comunque interessa anche a voi, su quello che sono i viaggi con esperienze veramente particolari, cioè quello che è anche il mondo, se vogliamo, che viene sempre più definito nel mondo del virtuale. Ma la cosa che interessa di più è quello che è l'ultimo trend, cioè il trend del privato, cioè del feel unique. Io voglio essere unico, voglio essere coccolato, ci sarà una richiesta di sempre di più di esperienze uniche, anche se, voglio dire, e proporre degli spazi, dei temi riservati ai singoli clienti. Abbiamo visto, intervistando negli ultimi mesi alcuni operatori di mercato, che sempre di più si stanno indirizzando su tutta una serie di nicchie che, se vogliamo, fino a qualche stagione fa nessuno andava a cercare. Oggi tutti vanno su queste parti, perché sono sicuramente il futuro, cioè quello che sino ad oggi noi vedevamo come mercato, ed era il mercato classico fatto dal mondo dei crocieristi, dal mondo di quello che sono i villaggisti, ed era una fetta enorme sul mercato. Oggi si sta polverizzando sempre di più, perché c'è una ricerca di turismo che si diceva più attivo, più, come dire, più unico, dove comunque tutti vogliono sentirsi
parte e coccolati, quindi starà senza ombra di dubbio agli operatori andare a costruire dei prodotti che non saranno ovviamente prodotti, come dire, di massa, come può essere un villaggio, come sapete tutti, dove c'è il riempimento, ma saranno specifici. Per esempio, ieri sera uno degli altri operatori con cui io parlavo raccontava le varie situazioni, come li fanno vivere il territorio. Ecco, questa è una cosa importante, far vivere il territorio e farlo scoprire, perché altrimenti cercando di fare, se possibile, cercando di fare un po' di più rete, cercando di aiutarsi un po' di più, perché una regione come questa non può fermarsi semplicemente a quel periodo preciso dell'anno, bisogna cercare di destagionalizzare, di ampliare, magari cercare di e sperare che le compagnie aeree allarghino il raggio d'azione e vi permettano di dare un servizio maggiore, ma la cosa importante è cercare di fare rete e di andare oltre, cioè cercare la collaborazione tra i vari protagonisti del mercato. È quello che manca, però vi posso assicurare che in realtà non è solo un caso che può essere la Sardegna, ma in tutta l'Italia è così, cioè nel senso è difficilissimo fare rete, è difficilissimo mettere d'accordo gli albergatori, bisogna coinvolgerli con dei progetti, se vogliamo, innovativi, ed è sempre di più una sfida, perché, attenzione, perché gli altri mercati, che sono gli altri mercati di quello che è non solo il balneare, si stanno muovendo. C'è un forte recupero e quindi quello che abbiamo visto nell'Italia, che è andata bene nel 2016-2017, nel 2018 siamo andati, secondo i dati, un po' meglio, siamo cresciuti ma di poco. Le previsioni per il 2019 non sono così esaltanti, perché c'è una forte ripresa di tutti quelli che sono i competitor anche vostri, internazionali. Quindi bisogna cercare in qualche modo di lavorare tutti insieme, perché il prodotto e se vogliamo anche, va detto, il costo del pacchetto di questi competitor oggi è più basso rispetto a quello che noi riusciamo in Italia a mettere sul mercato. Quindi bisognerà dare un servizio diverso, ecco perché vuol dire dare un servizio unico e creare dei pacchetti unici sarà, secondo me, il vero punto di svolta e la possibilità di poter ancora competere nel corso del 2019 e gli anni seguenti. Vi ringrazio a tutti e buon lavoro. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.